Con il libro Perché parlavo da solo, edito da Rizzoli, Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. È una patologia questa qua, parlo da solo, dice sai i matti parlano da soli. Allora mi sono messo a scrivere per cosmesi della patologia, diciamo così, non se ne accorgono. Poi è capitato che delle persone hanno visto le cose che avevo scritto e mi hanno detto ma perché non le pubblichi? Non erano tante cose. Allora siamo andati ad approfondire quei concetti scritti ed è venuto fuori questo libro. L'autobiografia intima, ironica, riflessiva e graffiante dedicata ai suoi 5 figli è anche prova della immensa generosità di Bonolis, che ha deciso di destinare i proventi del suo diario ai progetti del CERS Onlus per il sostegno dei bambini affetti da malattia cronica e delle loro famiglie. È un libro di cui sinceramente sono molto contento perché non c'è alcuna vena di ipocrisia. Ho detto quello che pensavo in tante cose, su tanti tipi di argomenti, dalla politica alla religione, alla tecnologia, al rapporto con i figli, l'amore, il sesso, la famiglia. Non è mai piaciuta l'ipocrisia, ho sempre detto quello che pensavo e figurati se venivo meno a dirlo nel momento in cui mi metto a scrivere. Per cui ho scritto cose che credo ad alcune corporazioni non piaceranno e chi se ne frega? Nel senso che se a 58 anni, ormai 59, non posso permettermi di essere libero, almeno nel pensiero, vuol dire che ho vissuto invano.